rissa con Cacciaviti a Piazzale Roma, sull'autobus numero 6. Chi era a bordo dell'autobus diretto a Venezia poco prima delle 11 non poteva credere ai suoi occhi. Dopo un primo scontro tra due passeggeri stranieri, un tunisino e un bengalese, sembrava che gli animi si fossero tranquillizzati, ma nonostante alcuni passeggeri avessero cercato di dividere i due, poco dopo hanno ripreso a litigare all'altezza di Fincantieri. Sembra che il tunisino, in preda all'ira, abbia anche colpito casualmente col cacciavite un francese che cercava di fermarlo, procurandogli una ferita alla gamba non profonda che non ha richiesto l'intervento degli operatori sanitari. A quel punto l'autista però ha pensato di fermarsi e chiamare la polizia. In via Righi, tutti fermi, ho fatto scendere tutti, bloccato l'auto, sono arrivata la polizia, manetà al tipo. Che è stato portato in questura a Venezia dagli agenti, mentre dopo circa una ventina di minuti, quando ormai l'altro coinvolto nella rissa si era allontanato, l'autobus è ripartito alla volta di Piazzale Roma, con a bordo i passeggeri sconvolti per quanto accaduto.